Buongiorno ai titoli. Volevo uccidere i compagni musulmani, questo quanto emerge dalle chat Telegram dello studente dodicenne di San Vito Lo Capo che aveva programmato l'aggressione a scuola. A Catania è morta Alessandra Bruno, ricoverata in condizioni disperate dopo la violenza del marito in casa Mister Bianco, l'uomo in carcere per femminicidio. Incendio in un lido di Tre Fontane a Campobello di Mazzara nel Trapanese, paura ai bagnanti in fuga, il rogo divampato dalla cucina dello stabilimento. Trapani, sfondo razzista dietro le aggressioni dei braccianti stranieri di Marsala, si è ripreso intanto il giovane bengalese aggredito a bastonate. A Palermo presa d'assalto, mare, cultura e buon cibo attirano migliaia di turisti tra centro storico gremito, numeri record all'aeroporto Falcone Borsellino. In Sicilia si respira già aria d'estate. Catania, 10 kg di droga nell'armadio, arrestato dalla polizia un 21enne che, sorpreso durante un controllo, ha tentato di sfarsi parte della droga lanciandola dal balcone. Calcio, il Catania accelera la programmazione per la nuova stagione, entro giugno le scelte su direttore sportivo allenatore, mentre la società conferma investimenti e continuità gestionale, sul tavolo anche il futuro della rosa. Buongiorno, benvenute e benvenuti. Quello che emerge nelle chat Telegram del dodicenne di San Vito Lo Capo appare come qualcosa di preparato con attenzione da tempo. Ci riferiamo all'aggressione a scuola, al tentato appunto accoltellamento del professore. Le frasi scritte, le risposte date agli interlocutori, la scelta delle possibili vittime da colpire. Si indaga anche su possibili istigatori. Sentiamo Laura Spanò. Agghiacciante è la sequela di particolari che emergono dall'inchiesta che la Procura dei minori di Palermo ha affidato alla sezione antiterrorismo del ROS relativa al dodicenne di San Vito Lo Capo che il 29 maggio ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni. L'attenzione è rivolta ai social dove il dodicenne navigava da esperto e sulla pianificazione dell'azione. I miei principali bersagli sono 3 musulmane della mia classe, un altro immigrato musulmano in un'altra classe e una ragazza nera. Ai suoi interlocutori descrive anche l'equipaggiamento preparato per il raid. Ho speso in tutto 200 euro. Rivela inoltre che il suo account era stato bannato un paio di volte, elemento che potrebbe indicare precedenti segnalazioni per contenuti inappropriati. Il progetto descritto nelle chat non coincide però con quanto accaduto a scuola. L'unica persona colpita è stato un insegnante. Gli investigatori dovranno chiarire se il piano fosse cambiato all'ultimo momento, se l'aggressione al professore abbia interrotto un'azione destinata a proseguire. Un altro passaggio sotto la lente degli inquirenti è il possibile ruolo di terze persone. Ci sono ulteriori accertamenti sulle conversazioni online per verificare l'eventuale attività di istigazione o radicalizzazione. Alla domanda se intendesse togliersi la vita dopo l'attacco, il dodicenne risponde: no, è contro la religione cristiana. Poi conclude: probabilmente verrò solo mandato in un istituto psichiatrico per qualche tempo. Un'auto oscura va via, poi cambia direzione e torna rapidamente a tutta velocità, puntando su alcuni giovani che erano fuori da una discoteca. Lo vedete in queste immagini di Taormina, riuscendo a ferirne uno. Il video è stato postato dal sindaco Cateno De Luca e girato alla polizia per chiedere l'immediata identificazione dei responsabili con l'accusa di tentato omicidio. È morta Alessandra Bruno, la 49enne di Mister Bianco, ricoverata in condizioni disperate dopo la brutale violenza subita in casa dal marito, e si appesantisce la posizione dell'uomo per il cambio del capo di imputazione, che adesso è femminicidio. Angelo Gagliano. Il miracolo non c'è stato. Alessandra Bruno, la 49enne di Mister Bianco, colpita alla testa e al volto dal marito sabato notte al culmine di una lite, è morta nella terapia intensiva dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove era stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico per ridurre il trauma facciale e rimuovere l'ematoma provocati dai fendenti inflitti dal compagno. Alessandra lascia 4 figli, 2 minorenni e 2 maggiorenni. A scatenare la furia omicida del marito sarebbe stata, indagini sono ancora in corso, una relazione ormai logora e la volontà della donna di avviare le pratiche per la separazione. Si aggrava dunque la posizione giudiziaria del marito, che ora deve rispondere di femminicidio. A dare l'allarme era stata la figlia maggiore. All'arrivo dei carabinieri la donna era stata trovata riversa per terra, mentre in casa erano presenti i 4 figli della coppia, che non avrebbero però assistito alla tragedia. Il sindaco di Mister Bianco, Marco Corsaro, in una nota ha espresso profondo cordoglio per la morte violenta di una concittadina, sottolineando lo shock e il dolore dell'intera comunità.
Si indaga per stabilire l'origine dell'incendio che ha distrutto una parruccheria in via Boves a Canicattì, siamo nell'Agrigentino. Le fiamme hanno provocato danni all'attività, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Davide Sardo. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato le indagini per accertare la natura dell'incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha devastato una parruccheria di via Boves a Canicattì, nell'Agrigentino. Il rogo è divampato nelle ore notturne. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto il locale, provocando danni ingentissimi. Distrutti diversi macchinari e gravemente compromessi gli interni dell'attività commerciale. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per circa 2 ore prima di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti investigativi. Le cause restano ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un cortocircuito, ma non viene esclusa nemmeno la pista dolosa. Al momento però non sarebbero stati trovati liquidi infiammabili, taniche o altri elementi riconducibili con certezza a un gesto intenzionale. La parruccheria appartiene ad una quarantena di Canicattì, già ascoltata dagli inquirenti. Saranno i rilievi tecnici disposti dalla Procura a fare piena luce sulle cause del devastante incendio. C'è stato l'altro incendio, questa volta in un lido Tre Fontane a Campobello di Mazara, siamo nel Trapanese, paura e bagnanti in fuga, il rogo è divampato dalla cucina dello stabilimento. Sentiamo Laura Spanò. A fuoco il salotto buono di Tre Fontane, frazione balneare di Campobello di Mazara nel Trapanese. Un incendio sviluppatosi nel pomeriggio ha completamente distrutto il lido Monna Lisa Beach. Le fiamme hanno in pochi minuti divorato la struttura. Il lido è stato fatto evacuare, le persone che si trovavano sia nella sala ristorante bar che in spiaggia sono state fatte allontanare centinaia di metri lontano dallo stabilimento. Alcuni sono fuggiti anche lungo la spiaggia. Sul posto i vigili del fuoco in ambulanza. C'è il sospetto che il rogo possa essere partito da una intercapedine, ha poi raggiunto la cappa della cucina e qui a contatto con i fornelli, a quanto si trovava in quel momento nella stanza, si è allargato provocando un disastro. Neppure i pompieri arrivati immediatamente sono riusciti a domare l'incendio. Chi stava in cucina ha chiesto aiuto, racconta il barman, e così abbiamo utilizzato i 10 estintori che abbiamo in dotazione, ma non riuscivamo a spegnere il rogo. Abbiamo chiesto altri estintori a lidi via bar vicini, ma quando ci siamo accorti che non riuscivamo ad avere la meglio ci siamo allontanati e abbiamo fatto evacuare il locale. Per quasi mezz'ora è stato il panico. Io avevo la macchina parcheggiata vicino al lido, sono stati gli stessi vigili del fuoco a spostarla, racconta invece Dario Stallone, un cliente del lido. Restiamo nel Trapanese, però questa volta ci occupiamo di aggressioni a sfondo razzista e proprio dietro quelle che sono avvenute a Marsala. Viene chiesto un intervento decisivo mentre la Procura ha aperto un fascicolo e delegato ai carabinieri per le indagini. Si è ripreso intanto il giovane bengalese aggredito a bastonate. Ancora Laura Spanò. Dietro le aggressioni di Marsala si avverte l'ombra di un razzismo strisciante, vigliacco, proprio perché si nasconde dietro un volto coperto, un razzismo che è figlio di ignoranza e marginalità e sicuramente non di integrazione. C'è voluto il coraggio di uno dei ragazzi aggrediti che ha denunciato a far capire veramente il clima in cui i lavoratori stranieri convivono. Intanto si è ripreso il giovane bengalese aggredito e ringrazia tutti per la vicinanza. Stai bene? Così, bene. Così? Tutti, grazie. Accanto a loro Albert Kabongo, congolese avvocato che vive da anni a Marsala e che chiede fatti concreti. Tanti migranti quando vanno a lavorare di mattina nel versante sud della nostra bellissima città vengono spesso picchiati, presi di mira da un gruppo di criminali. Bisogna agire, bisogna far sì che questi episodi così crudeli non si verificano più nella nostra città, soprattutto che vengono condannati, quindi puniti questi criminali che mettono questo sistema così odioso nei confronti di chi si sveglia presto, tra l'altro per andare a lavorare nei campi. Sulle aggressioni c'è un fascicolo aperto dalla Procura di Marsala che ha delegato le indagini ai carabinieri. Si cerca anche attraverso le immagini della videosorveglianza di arrivare a scoprire questa banda che ha già colpito in tutta la parte sud di Marsala. Da diversi anni Maria Amico denuncia che la principale causa dei crolli nella collina del Caos di Agrigento è determinata dal dissesto idrogeologico per la mancata regimentazione delle acque a monte e non dal mare.
Dopo aver speso milioni di euro, dice ancora Mare Amico, per allontanare il mare dalla base della falesia mediante la costruzione di diverse barriere frangiflutto, i crolli proseguono. Nel frattempo la collina continua a scaricare acqua e creta in spiaggia. Adesso a Palermo, che è stata letteralmente invasa dai turisti proprio in questi giorni di festa, stranieri e italiani in giro per appunto il capoluogo. Alcuni di loro però dicono: Palermo è bella ma è un po' sporca. Oltre 171.000 i passeggeri transitati nell'aeroporto Falcone Borsellino. Marco Gullà. Mare, cultura e buon cibo, le tre keywords del ponte del 2 giugno a Palermo, e boom di turisti sia italiani che stranieri nel capoluogo. Qui siamo nel centro storico e già dalle prime ore del mattino moltissima gente in giro per visitare la città. La città è bella, però all'interno della città è un po' molto sporca, devo dire. Sì. Molto sporca e lasciata proprio i monumenti abbandonati, e questo è un peccato. È molto bella ma sporca. Sicuramente ha un sacco di influenze anche derivanti, immagino, dall'impero borbonico, insomma si vede parecchio anche dell'Africa. Come le sembra la città? Bellissima, veramente. Da per ritornare nuovamente. Cosa le è piaciuto principalmente? Tutte le che non mostre l'attenzione e l'amabilità della gente, sempre con buona predisposizione. Oltre 171.000 viaggiatori sono transitati dall'aeroporto Falcone Borsellino, un dato decisamente positivo rispetto anche all'anno scorso. È un segnale importante perché dimostra che Palermo continua a conquistare mercati internazionali e a essere scelta non solo per il mare, ma per la sua cultura, la sua identità e la qualità delle esperienze che offre. E in Sicilia sembra già estate, e allora per fronteggiare questo primo caldo in molti optano per una spremuta d'arancia. Ma qua si vendono solo vitamine, nulla che fa male alla salute. Nascosta nell'armadio della camera da letto, siamo a Catania, quasi 10 kg di droga. Così è stata sequestrata dalla polizia e arrestato un 21enne, Orazio Longo. 13 grosse buste con quasi 10 kg di droga del tipo marijuana contenute all'interno di una borsa e di una scatola nascoste nell'armadio della camera da letto. La polizia ha arrestato un 21enne di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio. Durante il pattugliamento nella zona di via Palermo, gli agenti della squadra cinofili notavano una persona che alla vista dei poliziotti cominciava a lanciare oggetti dal balcone. Avvicinatisi gli agenti, col supporto del cane antidroga Ares, veniva fuori che il giovane, nel tentativo di sbarazzarsene, aveva lanciato dal balcone ovuli di hashish. A quel punto il controllo si è spostato all'interno dell'abitazione del 21enne. A seguito della perquisizione, come si vede nelle immagini, in camera da letto all'interno dell'armadio, gli agenti trovavano 13 grosse buste di marijuana per un peso complessivo di oltre 9 kg, con un bilancino di precisione e altre bustine utilizzate dal pusher per confezionare le dosi. La sostanza stupefacente è stata recuperata e sequestrata dai poliziotti, successivamente inviata nei laboratori della scientifica per essere analizzata. Nei confronti del giovane, invece, dopo essere stato convalidato l'arresto, è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Luca Tamburello in carcere con i familiari, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Palermo sul tesoro di Matteo Messina Denaro, aveva intenzione di trasferire non solo i beni ma anche le società a Dubai. Sentiamo Laura Spanò. Dopo il blocco dei conti di Banca Santander, Luca Tamburello, figlio di Giacomo, finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta sul tesoro di Matteo Messina Denaro, come il padre e la madre Maria Antonina Bruno, aveva intenzione di trasferirsi a Dubai. L'intento era di riorganizzare e ricollocare l'ingente patrimonio di famiglia negli Emirati Arabi con il trasferimento anche delle persone fisiche. Emerge nelle carte dell'inchiesta dei magistrati di Palermo. Il trasferimento a Dubai costituisce per Tamburello Junior una destinazione idonea dove riorganizzare assetti societari e flussi economici, valorizzando profili di favore fiscale e operatività bancaria, elementi che denotano un'impostazione imprenditoriale alla ricerca di una rete di appoggi funzionale a un trasferimento stabile. Ne parla anche con il padre Giacomo. I due commentano la recente esperienza di Luca a Dubai e le condizioni favorevoli per il business. In questo contesto Giacomo Tamburello sottolineava al figlio che a Dubai non c'è l'estradizione. Un manager
manager sopraffino, scaltro, preparato, uno che piaceva al boss Matteo Messina Denaro, che senza esperti non avrebbe potuto attingere a certi sistemi finanziari altrimenti inarrivabili. Porta la firma di Tamburello Junior, il sistema creato per nascondere un patrimonio illegale inestimabile, un dandy, un'immagine che riporta un giovane ed emergente boss Matteo Messina Denaro quando scorazzava per Castelvetrano con auto sportive di grossa cilindrata, abiti costosi e Ray-Ban a nascondere lo strabismo. Una breve pausa e poi a Catania perché ci sono novità per il porticciolo di Ognina. A Catania, colpo di scena al porticciolo di Ognina, il CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ferma l'ampliamento della società Tortuga e mette in discussione il via libera dato dalla Soprintendenza per Legambiente. I lavori vanno sospesi subito e l'area restituita alla fruizione pubblica. Eva Spampinato. Un posto più bello di Catania, come lo date in concessione a privati quando appartiene ai cittadini? 16 anni di carte bollate e ricorsi, una contesa che sembra uscita dai libri di storia antica. Da una parte gli imprenditori, dall'altra i pescatori e gli ambientalisti, come due eserciti schierati davanti allo stesso tratto di mare, quello di Ognina, approdo frequentato già nell'VIII secolo a.C. Hanno messo questo pontile. Da quanto tempo c'è questo pontile? Di quest'anno. Ai pescatori di Ognina che spazio è rimasto? Niente, non si può dire niente. Ora il Consiglio di Giustizia Amministrativa mette un punto fermo e blocca l'ampliamento della struttura privata della Tortuga. Ritenendo che il parere dato dalla Soprintendenza alla richiesta concessione sia errato, sia illogico, però ovviamente ha fissato un principio per cui insomma il luogo deve essere tutelato, è un luogo che ha una storia. La decisione viene accolta con soddisfazione dai pescatori di Ognina che da tempo contestavano il progetto di ampliamento. Riappropriarci dei nostri luoghi, perché questo è dei catanesi, non è di un singolo cittadino. Di diverso avviso la società proprietaria del porto privato che adesso dovrà valutare le prossime mosse dopo lo stop imposto dai giudici amministrativi. Le sentenze si rispettano assolutamente, però metteremo in discussione dei pareri. Peraltro il parere della sovrintendenza non credo sia richiesto in acqua, cioè nello specchio acqueo non funziona. Devo solo ormeggiare delle barche che, ricordo a tutti, pagano tasse e che fanno girare l'economia. La vicenda riapre il dibattito sulla tutela del litorale e sull'equilibrio tra interessi privati e fruizione pubblica del mare. A Catania al cinema Ariston, tappa del tour di presentazione del film Don Chisciotte, la presenza del regista Fabio Segatori con Alessio Boni nel ruolo del protagonista, un film legato alla nostra isola in modo particolare visto che diverse scene sono state girate a Messina. Orazio Longo. Un Don Chisciotte messinese, quello di Fabio Segatori con Alessio Boni. Nella città dello Stretto, infatti, sono state realizzate le sequenze iniziali e finali del film, che dopo l'anteprima nazionale, l'uscita nelle sale italiane, ha fatto tappa in Sicilia con il tour di presentazione. Una rilettura contemporanea e visionaria del capolavoro di Miguel de Cervantes, che intreccia idealismo, libertà e disillusione. Ecco il castello. Spruzzatevi questi incantatori! È proprio a Messina che prende forma la suggestione narrativa della pellicola. Un giovane de Cervantes, ferito nella battaglia di Lepanto e ricoverato in un ospedale messinese, concepisce il personaggio e le gesta di Don Chisciotte. Le scene ambientate nel 1571 sono state girate negli spazi del Forte Gonzaga e del Forte San Salvatore. Una lavorazione che si avvalsa di attori, figuranti e maestranze locali. Lo zio è scappato, ha attaccato un gregge di pecore, un barbiere e un drago. Si fa chiamare Don Chisciotte della Mancia. Nel cast Alessio Boni interpreta il cavaliere dalla trista figura, affiancato da Fiorenzo Mattu nel ruolo di Sancio Panza. La scenografia è firmata da Cinzia Muscolino, prodotto e distribuito da Baby Films con il sostegno del Ministero della Cultura. La vedi? La grande ruota del demonio. Breve pausa, i piani per il futuro del Catania Calcio. Cos'è il calcio? Dopo la nota diffusa da Pelligra, il Catania guarda al futuro, al nuovo direttore sportivo e al nuovo allenatore. Per la panchina ha incontrato Biancolino. Marco Carli.
Dalle parole ai fatti, questo dovrà essere il credo del Catania in questo mese. L'ha detto anche Pelligra nella nota diffusa dal club. Il lavoro per il 2026-2027 è già cominciato, anche perché, aggiungiamo, di cose da fare ce ne sono tante, a partire dall'individuazione di direttore sportivo e allenatore. I punti più significativi del Pelligra pensiero: la base ottima di cui ha parlato il presidente del Catania, i giocatori, molti sotto contratto, con un Leonardo in più, sicuramente ci sono. Di certo, dopo i risultati, i tifosi si chiedono se lo scorso anno questa base sia stata o meno sopravvalutata. Il rendimento, per molteplici motivi, è stato sotto le attese. Altro punto della nota: dobbiamo correggere, modificare, aggiungere. Magari nell'incontro con la stampa, programmato a Torre del Grifo mercoledì, potrà spiegare anche le modalità. Poi l'impegno confermato, gli investimenti con Torre del Grifo, il cui valore economico si avvicina a quello del budget finora stanziato negli anni di gestione di Pelligra. Infine il punto più discusso dai tifosi, Grella, che resta al timone come prevedibile. Tutto è iniziato con lui, dice Pelligra, e con lui proseguirà, nonostante con questa guida non siano arrivati i risultati sperati. La scelta è chiara, ora serve la direzione. Come dicevamo, il lavoro è tanto, si parte dal direttore sportivo con Varrà in primo piano e dall'allenatore. Si registra in tal senso l'incontro avvenuto con Biancolino, ha portato l'Avellino in B, ha rinnovato fino al 2028 per poi essere sostituito a stagione in corso da Ballardini. Guadagna 150.000 euro a stagione. Tanti sistemi utilizzati in carriera, dal 3-4-2-1 come Toscano al 4-3-1-2. Se fosse lui l'allenatore, il Catania potrebbe anche ricominciare dalle due punte. È tutto per questa edizione, vi ricordo alla prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.